il fatto che ci fosse comunque il parcheggio di mattina con i bambini che entravano e spesso i ragazzi sono un po' irruenti, quindi giocano, si spingono, diventava abbastanza pericoloso. E quindi avere invece un'area solo per i ragazzi in cui possono appunto tranquillamente arrivare un po' prima la mattina, socializzare tra di loro, giocare liberamente, ovviamente ci sembrava un'idea molto più sicura per i ragazzi. Si leva una piazza alle automobili, si crea vita, e la piazza, invece di essere un luogo dove si arriva e si parcheggia anonimo, diventa un luogo arredato, un luogo dove c'è la possibilità che anche quando è finita la scuola diventi un luogo di aggregazione positiva. L'azione musicale c'è il doposcuola al pomeridiano, con delle associazioni di volontariato, oltre che con i nostri mezzi, insomma, di scuola. C'è un progetto di finanziamento che dovrebbe portare comunque a delle attività di aggregazione della scuola, che abbiamo fatto con la collaborazione appunto del comune, quindi comunque ci sono delle attività che verranno fatte, che si svilupperanno, si spera l'anno prossimo, quindi ci sarà. Io penso che comunque le scuole debbano essere aperte al territorio, quindi devono essere una sorta di faro aggregante.